Ciao, questa qui è un video per farvi vedere la beauty box di luglio. Però prima volevo dirvi che sulle labbra sto utilizzando spesso questi prodotti. Allora, prima di tutto utilizzo il rossetto liquido di Nabla che faceva parte della collezione natalizia, il Vivid Velvet, questo fucsia. Poi ma questo però sarebbe opaco, poi sopra ci metto un gloss. Ora come ora ho messo questo gloss della collezione di Jelly Jungle, non so se fosse dell'anno scorso o di 2 anni fa, di Kiko, e per dare un po' di brillantinosità ci metto questi gloss, o uso questo o quello di Urban Decay, che anche quello più o meno ha lo stesso colore, lo stesso effetto. E l'unica differenza è che quello di Urban Decay ha un po' di mentolo dentro, per cui lo senti, mentre questo dentro non ha niente, è un semplice gloss senza nessun profumo strano, nessun effetto strano, e questo è il risultato. Poi un'altra cosa che volevo farvi notare è che della box precedente di giugno ho trovato questo peeling mask che dovrebbe essere una maschera danese se non sbaglio, ed è fatta così. La particolarità è che ha dentro l'acido salicilico, se non sbaglio il nome, che è un po' un acido abbastanza forte per la pelle, e perché mi sembra che anche l'acqua micellare, struccante, bifasico, qualcosa, su questo acido c'è dentro anche su un prodotto di Mulac. E io è la prima volta che l'ho utilizzato. Beh, vi devo dire che la parte dove mi sono fatta la maschera, per cui qui e qui sulla fronte, sono rimasta per un'ora rossa. Poi è andato via tutto, però vi dico che subito avevo preso paura, ho detto qui no, e anche perché c'è scritto di tenerla su dai 4 ai 6 minuti in base al tipo di pelle, alla resistenza della pelle, perché senti un po' pizzicare, con questo acido si sente la pelle pizzicare. Io l'ho tenuto su 4-5 minuti, farla proprio alla grande, poi ho iniziato a sciacquarmi con l'acqua, ma vi devo dire che io mi sono arrossata e mi è voluta un'oretta perché mi sparisse poi tutto l'arrossamento. Poi la pelle la vedevo luminosa, più ripolpata, però subito vi dico che ho preso paura, ho detto cosa è successo? E questo è l'effetto di questa maschera, ed è la prima volta che su di me ho utilizzato l'acido salicilico, per cui ho visto l'effetto di questo acido. Adesso partiamo con il motivo di questo video, la beauty box di Look Fantastic di luglio. È di questo colore verde acqua, fatta così. Poi apriamola, al suo interno c'è la solita una frase che mettono qui, ve l'ho tradotta, c'è scritto: la mente è come l'acqua, quando è calmo tutto diventa chiaro. Questo è quello che hanno scritto. Poi c'è il libretto dei prodotti che ci sono all'interno della beauty box, che ho già tradotto un po' qualcosina per capirmi cosa c'era all'interno, ma questa volta è stato facile, non mi sono incasinata in strane traduzioni. Poi c'è questo fogliettino che io sicuramente non utilizzo, ed è un voucher di sconto, non so cosa, di 30% su frutta, verdura, pane, dolci, ma io non lo utilizzo, cioè non abito in Inghilterra. C'è la rivista Elle, questa qui, come al solito scritta in inglese, e arriviamo alla beauty box vera e propria. Questa qui è con questa carta azzurrina, si è rincollata, perché io l'ho già aperta, però si è rincollato. Allora la apriamo, questo qui, e questi qui, perché c'è un prodotto grande che prende molto spazio. Allora c'è questo prodotto enorme, poi sotto ci sono altri prodottini.
Adesso andiamo a scoprirli uno per uno. Io nel frattempo mi preparo, ho aperto il libricino di che prodotti sono, così non vi sbaglio a dire che prodotti che ho trovato. Allora, per prima cosa, questo qui grande è un guanto struccante, sarebbe fatto, eccolo qui, sarebbe fatto così. Questo qui è il guanto struccante che ho trovato all'interno, anche fatto di spugna così, lo ritengo molto utile. L'idea di così non devo utilizzare sempre i dischetti e posso provare con questo guanto, ed è anche lavabile. Adesso so che avevo letto che è anche lavabile. Guanto rimuovi trucco, comunque deve essere anche lavabile. Volevo vedere a quanti gradi, ma non lo trovo, qui c'è scritto di lavarlo con sapone ed acqua, c'è il disegnetto qui, con sapone ed acqua. Forse non si può buttare in lavatrice, ma si deve lavare a mano. Beh, lo proveremo. Poi, altro prodottino che c'è, mi rigiro la paginetta sulla pagina precedente. Allora, c'è un prodotto di Elemis, questa qui, che sarebbe una crema idratante da applicare al mattino. Questo prodottino qui, e sono all'interno 20 ml. Vi devo dire che da quando trovo queste cremine qui all'interno delle box mi durano un bel po', non è che le finisca in 2 o 3 giorni, vedo che mi durano almeno quelle che hanno abbastanza ml, come questa che ne ha 20 ml, so che è un bel una bella quantità. Poi un altro prodottino sono questi patch per occhi, sono da tenere sugli occhi dalle 10 ai 15 minuti, dopo tamponare il siero, toglierli, tamponare il siero rimanente e dovrebbe essere a posto così, ed è che ha dentro acido ialuronico questi patch per gli occhi. Poi c'è una crema gel corpo aromatica therapy. Di solito quando c'è scritto questa parola aromatic therapy hanno delle profumazioni particolari, non so questa perché ah no, è anche sa di erbe, perché pensavo che fosse sigillata, invece no, invece non è sigillata, e sa di erbe, ce ne sono dentro 40 ml. Questo qui è un gel corpo rinfrescante, ecco per il motivo per cui sa di erbe, perché ci dovrebbe, infatti c'è dentro il rosmarino, oli essenziali, stimola stimola la circolazione e riduce la retenzione idrica, vedremo se è vero. Giro pagina, il guanto ve l'ho già fatto vedere. Allora, poi c'è questo prodottino che va utilizzato come eyeliner sugli occhi. C'è scritto di fare una liga di eyeliner o di lasciarla così oppure di sfumarlo. C'era la possibilità di trovare 3 colorazioni e io ho trovato questo, che sinceramente non so quale delle 3 sia, dovrebbe essere quello centrale, quello che ho trovato io. E questo è il prodottino ed è di Eyeco, il marchio che non ho mai sentito, e questo qui è lo stick per occhi. Per finire ho trovato un'acqua micellare per rimuovere il trucco e le impurità, ed è del marchio Naobai, ed è scritto che è anche illuminante, cioè come quantità ce n'è dentro. Lo vedo bello grande, ed è anche detox, come detox, è un prodotto naturale e organico, c'è scritto. Guardavo, sono 200 ml, per cui è una bella quantità. Pensate che io ho preso l'acqua micellare di Filorga e sono 400 ml, questo è la metà, per cui una bella quantità di prodotto. Ok, io vi ho fatto vedere quello che ho trovato in questa beauty box di luglio. Per questo video vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!